Proviamo a immaginare per un attimo un mondo in cui la sapienza di intere generazioni semplicemente svanisce. Ecco, in Sardegna questo non è un film, ma un rischio concreto. Antichi mestieri, che sono l'anima stessa della cultura dell'isola da secoli, oggi sono davvero a un passo dal baratro. In questo nostro approfondimento cercheremo di capire la crisi che sta minacciando questo patrimonio unico. E la domanda che ci faremo è: ma il mondo moderno, con tutta la sua velocità, è per forza un nemico o forse chissà potrebbe essere la chiave per la sopravvivenza? Allora, partiamo dai numeri, perché purtroppo parlano chiaro, e il quadro che ci restituiscono, è piuttosto preoccupante. È questa la domanda che sta tormentando la Sardegna oggi, proprio mentre un'ondata di chiusure, una dopo l'altra, minaccia di spazzare via generazioni e generazioni di conoscenze. Meno 184. No, non è un numero a caso, è il saldo in negativo delle imprese artigiane solo nel primo trimestre del 2025. Pensate, è il dato peggiore degli ultimi 5 anni. E il problema vero è che non è un incidente di percorso, ma un'accelerazione di una tendenza che fa davvero paura. 10.000. È un numero enorme. 10.000 artigiani in meno negli ultimi anni in tutta l'isola. È un esodo silenzioso, un colpo al cuore della cultura sarda, perché, ecco, il punto è questo: quando chiude una bottega non si perde solo un'azienda, si perde tutto il sapere che quella persona, quelle mani si portavano dentro. E questo grafico lo fa vedere benissimo. Dopo anni in cui le cose sembravano andare discretamente, con 442 nuove imprese nel 2023, boom, si crolla a 35 l'anno dopo. È come se qualcosa di colpo si fosse rotto. Ok, abbiamo visto i numeri, ma dietro questi dati, che sono freddi, ci sono persone, ci sono storie, ci sono abilità che rischiamo di perdere per sempre. E allora, proviamo a vedere il lato umano di questa crisi. Per capire davvero di cosa stiamo parlando, basta pensare a un tappeto. Mettete a confronto un vero tappeto sardo, fatto a mano, con uno industriale, uno di quelli che si comprano ovunque. La differenza non è solo nel prezzo, è nel tempo, mesi di lavoro contro poche ore, è nella storia, secoli di tradizione contro una produzione in serie anonima. E a proposito di tecniche, ce n'è una incredibile, i tibiones. Avete presente quegli acini di lana, quelle specie di chicchi in rilievo sul tessuto? Ecco, quella è una tecnica antichissima, che esiste solo in Sardegna. È questo che dà ai tappeti sardi quell'anima, quel qualcosa che li rende unici al mondo. 65. Non è un numero buttato lì. È l'età media delle ultime maestre tessitrici a Samugheo, uno dei paesi simbolo di quest'arte in tutta l'isola. E sapete quanti apprendisti con meno di 40 anni stanno imparando da loro in questo momento? 0. Il che significa una cosa molto semplice. Quando queste maestre smetteranno di lavorare, quel sapere immenso rischia di sparire, per sempre. Ok, il quadro finora è piuttosto cupo, vero? Eppure, proprio quando tutto sembrava perduto, è arrivata una svolta, e da dove meno ce lo si aspettava. Più 218,6%. È la crescita pazzesca delle imprese sarde che vendono solo online in 10 anni, tra il 2014 e il 2024. In pratica sono triplicate. E se andiamo a vedere cosa vendono online, certo l'agroalimentare la fa da padrone con il 60%, ma guardate qui, l'artigianato si prende un bel 25%, un quarto di tutto questo boom digitale, e questo vuol dire che le piccole botteghe, anche quelle nei paesini più sperduti, hanno trovato un modo per parlare al mondo intero. Ma attenzione, non è solo una questione di e-commerce, quella è solo una parte della storia. C'è un movimento molto più grande in atto, un tentativo di unire il passato e il futuro, mescolando i saperi antichi con le idee più nuove. Il 2025 in particolare è stato un anno chiave. Sono arrivate un po' di cose importanti. 2 milioni di euro di fondi per aiutare i giovani a prendere in mano le botteghe dei vecchi maestri. È stato rifondato l'Isola, che è un'istituzione storica per l'artigianato sardo. E, cosa importantissima, è arrivata da Protezione Europea IGP, che è una specie di scudo contro le imitazioni a basso costo. Insomma, sta venendo fuori un vero e proprio modello, una specie di ricetta per la sopravvivenza. L'idea è semplice ma potente. Si prendono le tecniche autentiche, quelle di una volta, e non si toccano. Poi ci si abbina un design più moderno, si usa il digitale per raggiungere tutto il mondo e, punto fondamentale, si investe per formare le nuove generazioni.
E non è solo teoria, sta già funzionando. Abbiamo le tessitrici di Samugeo che creano borse per l'alta moda, chi usa i QR code sulla lana per raccontarne la storia, addirittura studenti che usano la stampa 3D per creare prototipi. E poi, la cosa forse più bella, gli artigiani che vanno nelle scuole a tenere laboratori per far innamorare i più giovani. Tutto bellissimo, quindi? Problema risolto? Beh, non proprio. Nonostante tutta questa speranza, il futuro è ancora appeso a un filo. Le sfide restano enormi. Alla fine tutto si riduce a un bivio, a una scelta. Da una parte c'è il rischio che l'artigianato diventi un pezzo da museo, qualcosa di bello da guardare in una teca, ma morto. Dall'altra c'è la possibilità che rimanga un'industria viva, che evolve, che fa parte della vita di tutti i giorni e in cui le abilità vengono tramandate di mano in mano. Il punto vero è che questa non è una faccenda puramente economica, è una questione di identità. Si tratta di decidere chi siamo e cosa vogliamo conservare di noi stessi. Perché quando scompare un mestiere, non perdiamo solo un modo di fare le cose, perdiamo un pezzo di noi. E allora la domanda finale è: qual è il nostro ruolo in tutto questo? La risposta non è semplice, è una responsabilità condivisa. C'entrano gli artigiani, le istituzioni e c'entriamo anche noi con le nostre scelte. Perché alla fine sono le decisioni che prendiamo oggi a disegnare la cultura che lasceremo a chi verrà domani.